Buongiorno cari amici e benvenuti nel canale vostro Marietto Veneziano. Bene, da come avete visto dal titolo, oggi parliamo un po' di gente che entra nei gruppi social a mendicare miracoli di ogni tipo. E questo è una cosa che è nata negli ultimi tempi con, diciamo, l'arrivo di questi modelli di New Age, onde colorate, astronavi, angeli colorati, arcangeli che scendono e sono lì pronti e non aspettavano altro che i nostri bisogni, oppure gente che entra nei social e la prima cosa che chiede non so, ad esempio, devo fare questo, quest'altro per dei miei bisogni sessuali e roba del genere. E questa è una cosa un pochettino, come già spiegato nelle altre pillole, un po' pericolosa. Ma prima di iniziare la pillola vera e propria vi chiedo di scusate, vi chiedo di iscrivervi al canale di Ildegard e Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche nel canale di Telegram alle 20:30 ogni lunedì sera. È gratis l'entrata, non costa niente e si tengono dei corsi di esoterismo. Bene cari amici, iniziamo pure la pillola parlando appunto di questa nuova concezione di interporsi a livello sociale nei gruppi. Prima di tutto bisogna capire una cosa. Questo nostro modo di mendicare è stato rafforzato negli ultimi secoli dalla religione di Stato, perché nella religione di Stato ci ha sempre chiesto praticamente che dobbiamo chiedere la salvezza al di fuori di noi, al di fuori di noi. Infatti è stato in un certo senso dopo l'azzeramento delle poche persone che avevano una cultura esoterica base nei vari paesetti con la caccia alle streghe, praticamente la religione di Stato ci ha indotto a pensare che il nostro aiuto lo dobbiamo sempre cercare fuori di noi. Invece in Oriente, cioè questo vale per l'Occidente, invece per l'Oriente invece la ricerca è sempre stata a livello interiore, si è sempre cercato un discorso interiore e hanno sempre cercato la loro unione col divino attraverso il proprio io, il proprio sé superiore. Ma come è arrivata questa onda di ricerca anche qui in Occidente dell'interiore? È arrivato con i teosofici. I teosofici a un certo punto, verso il 1800, hanno cominciato a cambiare onda e a spiegare all'Occidente che si può anche trovare la salvezza, o meglio, star meglio, cercando dentro di noi. Quindi l'onda misterica, diciamo, teosofica ha portato questa ventata di idee chiare, diciamo così, no? Bisogna anche pensare a un'altra cosa molto importante. Prima di questa teosofia, di questa, come si dice, divulgazione della teosofia, praticamente i maghi al massimo potevano pregare i salmi, ripetevano i salmi, per questo che si dà molta importanza a questi salmi, proprio perché la magia prima dell'avvento dell'espansione della teosofia praticamente i maghi al massimo potevano o pregare durante le loro operazioni magiche o salmeggiare. Invece con praticamente l'avvento della teosofia, i maghi hanno incominciato anche da Franz Bardon in avanti, hanno incominciato anche a inserire dei percorsi di meditazione all'interno. Bisogna dire un'altra cosa, che c'era anche un'altra categoria di persone mistiche, i cabalisti, che da 6.000 anni hanno sempre usato la meditazione come percorso di crescita spirituale, solo che essendo un corpo chiuso, un corpo misterico chiuso, non l'hanno mai divulgata, proprio perché loro sanno che l'anima prima è composta da 600.000 scintille e quindi sono numerate. E praticamente c'è chi nasce caballista come anima antica e chi, secondo loro chiaramente, e chi no. Quindi è per questo che molti entrano un po' alla garibaldina ed entrano nei gruppi baldanzosi chiedendo angeli colorati, astronavi che scendono,
aspettando nuovi influssi, quinte dimensioni, e vi ho già spiegato che la quinta dimensione è sempre esistita, è sempre stata qui, e ad esempio molti cabalisti vivono sia in questo mondo che nel mondo a venire, che è quello che la New Age chiama quinta dimensione. Quindi, cosa voglio dire con questo messaggio? Voglio dire che non è che le persone che entrano nei gruppi mendicando angeli colorati o perché vanno all'ospedale, mandatemi super luce, perché vi ho già spiegato che questa super luce non è altro che un egregore che poi a distanza vi succhierà energia, perché è il semplice fatto che queste entità forti create con queste energie non sono altre che praticamente egregori che vengono create o in questi gruppi consciamente o inconsciamente, ma non hanno colpa perché non sono mai stati istruiti e non gli hanno mai spiegato che purtroppo la salvezza non viene dall'esterno ma viene dall'interno, e quindi di conseguenza siamo un po' come persone, non dico mucche che vanno al macello, ma persone praticamente un pochettino cieche, che vogliono vedere e parlare di colori, e questo non funziona. Quindi, cari amici, mi raccomando, cerchiamo di seguire le pillole di Hildegard del vostro maledetto veneziano. Ogni giorno io sto mettendo delle piccole meditazioni che cercano di costruirci dentro di noi dei piccoli ripostigli, dei piccoli angoli di salvezza, diciamo così, dei piccoli sigilli di protezione, e andiamo avanti su questa strada. Per il momento il Marinetto Veneziano ha finito, vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Legale Marinetto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche nel canale Telegram, dove ogni lunedì sera alle 20:30 teniamo un percorso di esoterismo. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!